Torna il campionato Under 15 provinciali, amici della Wii Sport, dal Pietro Cangemi. Il Torre Grotta di Mister Cannistra affronta il Cussunimè, formazione torrese, reduce da una sconfitta contro il Città di Villafranca. Il Cussunimè ha visto invece il rinvio della sfida contro l'Ulisse Sporting Rometta. Vediamo l'11 scelto dai rossoblù per affrontare questa sfida contro i ragazzi dell'indimenticabile Alessandro Parisi. Campanella tra i pali, Pagliaro, Guido Molino e Bella Macina in difesa, Frisone, Arnaud e Visaglia a centrocampo, Grillo, Donia e Saia in attacco. Rispondono i Cussini con Trovatello tra i pali, Mondello, Laguidara, Zucchi, Terzi, Colandrea, Favazzi, Maviglia, Arnaud, Spanò Pietro e Spanò Mario. Partiamo col fin del primo tempo, subito un tentativo verso la porta del Torre Grotta che para però Trovatello in presa centrale. Al minuto 10 gol annullato al Cussunimè, c'è il lancio verso Arnaud. Attenzione ad Arnaud che riesce a divincolarsi della marcatura, viene chiamato fallo in attacco al giocatore del Cussunimè tra le proteste dei giocatori di mister Alessandro Parisi. Al 15esimo è ancora Arnaud a rendersi pericoloso, mentre rivediamo il terzino sinistro ex Messina dare indicazione ai suoi, lancio in verticale, proprio Arnaud che riesce a bruciare tutti in velocità. Si presenta un 2 contro 0 per il Cussunimè, ma il suo diagonale destro finisce di poco al lato, grande chance sprecata, poteva servire dentro il compagno. Attenzione perché al 20esimo si sblocca il risultato con Sebastiano Grillo che batte in uscita Trovatello, il destro vincente, il Torre Grotta che sblocca il risultato 1-0 della formazione di mister Cannistra. È stato implacabile davanti al portiere avversario Sebastiano Grillo e ha fatto 1 per il Torre Grotta, 0 per il Cussunimè. Vediamo qui grazie al nostro rallenti come sfugge la marcatura avversaria e poi di giustezza mette sul palo più lontano il vantaggio dei padroni di casa. Vediamo come e se reagisce il Cus. Al 25esimo c'è ancora però un tentativo del Torre Grotta per vie centrali, bellissimo 1-2 tra Donia e un compagno, e proprio Donia che supera Trovatello e insacca il gol del 2-0, un 1-2 pazzesco della formazione di mister Cannistra che nel giro di 5 minuti ha prima sbloccato il risultato con Sebastiano Grillo e adesso ha trovato il gol con Donia. Bellissima la triangolazione che ha portato l'attaccante a trovare il raddoppio. Rivediamo grazie al nostro ralenti come scarti definitivamente Trovatello per poi insaccare a porta ormai sguarnita, trovando anche la complicità della traversa. Al 27esimo continua Donia a rendersi pericoloso, conclusione centrale che Trovatello riesce a respingere alla mezz'ora. Il Cussunimè accorcia le distanze, calcio d'angolo, svetta più in alto di tutti e poi ribadisce il rete con il tentativo. Maviglia bravo a crederci fino alla fine, a ribadire la respinta della traversa per il gol che fa rientrare in partita ragazzi di Alessandro Parisi. E riguardiamo grazie al rallenti il colpo di testa che si stampa sulla traversa, il pallone che viene toccato dal portiere del Torre Grotta e poi si insacca in rete. Partiamo col film del secondo tempo, subito un tentativo vincente. Il Torre Grotta infatti non ci sta e trova la rete con Visalli che batte Trovatello per la terza volta in partita. Dopo il cambio di ordine per Pagliaro, il Torre Grotta si riporta sul +2 al 45esimo, episodio chiave del match perché c'è questo intervento alle spalle di un calciatore, doppio giallo per Andrea Arnaud e il Torre Grotta che resta dunque in 10 uomini. Si complica la sfida per la formazione di mister Cannistra con questa inferiorità numerica. Protestano i giocatori rossoblù ma non vuole sentire ragioni il direttore di gara che dunque lascia in 10 la formazione padrone di casa. Al 50esimo per proprio il Torre Grotta che prova a chiudere definitivamente la partita. Donia su calcio di munizione mette al lato. 5 minuti più tardi ci vuole un super campanella sulla conclusione di Picciolo per evitare il gol del possibile 2-3 del Cus. Rivediamo dal limite dell'area proprio Picciolo che va con il mancino, proprio il portiere del Torre Grotta che mette il pallone in calcio d'angolo. Il pressing offensivo dei Cussini produce gli effetti sperati perché al 57esimo c'è una respinta della difesa del Torre Grotta. Terranova si avventa e con questa staffilata fa 2-3, si riporta in partita il Cussunimè che nel giro di 12 minuti dalla superiorità numerica si riporta a -1 e adesso sono pericolosissimi i ragazzi di Alessandro Parisi. Torre Grotta che sembra avere la partita in pugno, ma rivediamo questa bellissima conclusione potente e precisa di Terranova su cui stavolta nemmeno Campanella può nulla. Al 58esimo mister Cannistra fa uscire dal campo Frisone, al suo posto entra Grasso. Al minuto 60 Arnaud servito in area di rigore non sbaglia e 3-3 il Cus compie la rimonta, riesce a farlo grazie a un uomo in più in campo ma grazie anche a tanta caparbietà della formazione in maglia gialla. Ancora Arnaud sul tabellino dei marcatori sta facendo la differenza, l'attaccante del Cussunimè. Vediamo qui glaciale col destro, Campanella in uscita
uscita non può fare altro che vedere il pallone depositarsi in rete. Sembra quasi una scossa per la formazione di mister Cannistra, che prova subito a rientrare in partita con l'azione solitaria di Donia, che trena di rigore, va col pallonetto Donia, è un gran gol del Torre Grotta, 4-3 della formazione padrone di casa, che si riporta subito in vantaggio. Dopo aver trovato il gol del pari, il Cus adesso deve cedere a una meravigliosa azione personale da parte di Donia, che si conclude con un bellissimo gesto tecnico. Questo pallonetto che vale il +1 del Torre Grotta, formazione di mister Cannistra, che nonostante l'inferiorità numerica riesce a trovare il gol in questa pazza partita del campionato Under 15 provinciali. Non sono finite le emozioni, perché qui sbanda la difesa del Cus. Visali ne può approfittare, Visali a tu per tu col portiere, ed è +2 Torre Grotta, ancora in rete la formazione rosso-blu, con il gol da parte di Visali, che mette con questo piettone alle spalle del portiere avversario. Rocambolesco match questo del Pietro Cangemi, perché il Cus non si arrende. Azione dalla sinistra, il pallone viene messo dentro, una deviazione, Campanella fenomenale, mette in calcio d'angolo, sta tenendo a galla i suoi, sta evitando un passivo peggiore. Donia, attenzione a Donia, che ancora una volta salta due avversari, mette dentro per Visali, ha il tempo di stoppare per prendere la mira e per trovare il gol del 6-3 Torre Grotta, che sembra essere definitivamente scappata in questo confronto col Cus, che nonostante l'uomo in più in campo sta soffrendo maledettamente gli attacchi della formazione di mister Cannistra. Dentro Giacobbe, fuori Visali, ma al 70esimo è il solito incredibile Donia che si merita una standing ovation, perché qui scarta il diretto avversario, destro sul palo più lontano, Donia la chiude, è 7-3 per il Torre Grotta, è un gol, l'ultimo, che vale 3 punti pesantissimi in casa di mister Cannistra. Un cordiale saluto e alla prossima.